Un'orchestra di batteristi di ogni età per omaggiare una band culto come i Queen e portare la musica tra le persone. Un grande momento di condivisione che ha coinvolto oltre una cinquantina di musicisti e un pubblico numerosissimo di appassionati e curiosi. A dirigere le operazioni Elisa Pilotti del Centro Artistico Musicale di Lavagna. Credo che in generale le istituzioni dovrebbero appoggiare la cultura e la musica, e una città come Chiavari ha assolutamente tanto bisogno di musica e di spettacolo, è una città turistica, è una città sul mare, e quindi noi non abbiamo fatto altro che portare un po' della nostra musica e dell'energia dei batteristi. Lo spirito non è quello di suonare perfettamente, è quello di dare energia, di far tremare Chiavari e insomma di divertirsi, perché lo spirito della musica è anche condivisione, stare insieme. Che si porta finalmente la musica in piazza, c'è un'occasione per tantissime persone di esibirsi, giovani batteristi, ho visto tantissimi ragazzi, quindi portare la musica, comunicare con la musica è importante, è entusiasmante. La musica deve poter raggiungere tutti, già il fatto di volerla praticare è qualcosa di estremamente sano. Ed è importantissimo che professionisti come amatori, come ragazzi delle prime armi abbiano occasione di incontrarsi, perché non c'è solo la musica ma anche lo scambio, il divertimento è questo.